Come si comportano gli sciatori? Cosa sbagliano e cosa rischiano? A fare il punto ci prova l'ULS 1 Dolomiti che dal 6 dicembre a ieri è stata chiamata sulle piste 1439 volte con un 18% in più rispetto a un anno fa. Abbiamo movimentato i nostri mezzi su ruote ben 955 volte, abbiamo avuto un 50% in più delle missioni di elisoccorso con 144, questo per dire che bisogna sciare con prudenza, con attenzione, perché sciare è divertirsi anche e sciare con prudenza, con attenzione vuol dire sciare e divertirsi se stessi, ma soprattutto avere anche rispetto di chi ci sta attorno. Il 50% degli interventi sono stati dei codici verdi, ma purtroppo c'è stato anche un 5% di casi, anche drammatici, da codice rosso, nel 97% dei casi per motivi traumatici. A fare il maggior numero di richieste il comprensorio della Marmolada e quello di Cortina. 87 gli interventi chirurgici che si sono resi necessari, di cui 13 pediatrici. Numeri su cui riflettere, anche con l'aiuto di chi scia per lavoro, invitato a spiegare come prevenire gli incidenti facendo uso di buonsenso, preparazione e prudenza. Nello sci calzano gli sci e vanno già giù probabilmente a 100 all'ora con il corpo ancora addormentato e quindi anche quella fase di ambientamento e riscaldamento secondo me potrebbe essere una cosa molto da curare molto per evitare eventualmente altri infortuni, insomma.